Vittorio Marsiglia. Guardala! È invadente o no? Maestro. L'ho conosciuto anch'io, l'ho conosciuto anch'io. Vattene a sedere tu. Senti, mi hai scioccato. E mo ti spiego perché. Perché tu quando presenti, bella e buona, è asciutta sta voce in cose che complimenti. Grazie, molto gentile da parte sua, grazie. Un microfono, grazie. Abbiamo bisogno di una sedia, per favore. Adesso gli diamo la Adesso non so, sedia. dovrebbe venire un tecnico per sistemare. Perché Adesso, adesso mi facciamo lasci tutto. mi lasci no, la tecnica, non ti preoccupare. Ecco il tecnico. Complimenti, che meraviglia. Beh, Dunque, grazie, che Io sono il piacere. tecnico. Bravo. Io forse suonerò pure la chitarra, dunque, però avrei bisogno di un'altra asta. Quel signore che è venuto prima, non ci sta, vabbè. Adesso Cioè, facciamo adesso- tutto. Adesso sistemiamo, facciamo tutto, sistemeremo cominciamo a tutto. sistemare questo e così possiamo parlare. Esatto. intanto. Nel frattempo arriva un'altra cosa, poi ci Sì, piazziamo quest'altra certamente. cosa. Mi volete fare qualche domanda? Volete dire qualche Volevo- cosa? Innanzitutto fammelo agli occhiali. Beh, Adesso è tutta un'altra cosa. Io sono curiosa, stavo leggendo, Riccardo, stavo leggendo un po' la biografia di Sì, una immensa, parte di quello che ha immensa. fatto e ho visto che ha lavorato con Giancarlo Nicota in teatro. Beh, sì, in teatro, in televisione abbiamo fatto tante cose. È stato il mio regista per 6 anni a Milano con Cividami TV con Paolo Limiti. Bravo, E ma comunque adesso è grande. è forte, anche perché bravissimo, recentemente abbiamo fatto una ripresa televisiva di uno spettacolo dove lui faceva la regia teatrale, poi ha fatto quella televisiva, quindi con Giancarlo abbiamo un rapporto molto bello. Bene. maestro, mi scusi. Maestro, No, beh, vabbè, no, per carità. Che difficoltà. No, assolutamente, No, dai. mai. Ma il re della macchietta o il principe della macchietta? Ma guarda, io ogni tanto mi affibbiano qualche titolo, Sì. però devo dire che è un grande, l'ultimo è stato il grande Nino Taranto che faceva le canzoni comiche, quindi la macchietta è una caricatura da chiarire, e quando si porta in esasperazione un personaggio. Non è che la macchietta si scrive, la macchietta si fa, cioè io posso fare la macchietta pur cantando O Sole Mie, per esempio. Certo. E se la macchietta diventa una macchietta, capito? Sì, Che voglio dire? capisco. Quindi l'esasperazione del personaggio certo si scrive una canzone comica e poi diventa macchietta, ecco. Adesso forse l'ultimo che continua questo genere sono io, ma ci stanno una serie di giovani almeno a Napoli che sono abbastanza bravi, che stanno proseguendo. Ma io stasera vorrei parlare di macchietta. No, non Stasera vorrei parliamo parlare di macchietta. canzone umoristica. Ah, La bene. canzone umoristica che è molto carina anche perché è una satira di costumi. Arrivate che la cosa. Sì, Sì, c'è, no, c'è c'è. tutto qui. E allora, guardi. mentre mi organizzo, sì, ecco, se no poi parliamo e non concludiamo mai. capito? Cambiamo microfono Allora, però. questo Ok. questo va bene. Allora, sì, dice, prego, è un prego. po' complicato, vabbè, ma li sistemiamo su. Dunque, la canzone umoristica è una satira di costume. Per esempio, mi dai un po' di voce d'ascolto, ti ringrazio. A satira di costume, per esempio, oggi un ragazzo va a prendere la fidanzata, eccola qua, che meraviglia, va a prendere la fidanzata e escono, partono, tornano, Ma negli anni 50 questo non poteva succedere, perché uno quando si fidanzava rimaneva in casa, il fidanzamento avveniva in casa di lei. E allora gli autori scrivevano canzoni per caricaturizzare questo momento sociale. E nacque una canzone come questa. Mi scusi, maestro. Noi la lasciamo da solo, noi ce ne andiamo tranquillamente. Vittorio Marsiglia. Grande. Quindi c'era sempre un motivo, quando si scrivono canzoni comiche c'è sempre un motivo. T'avevo detto dal primo appuntamento e non portà nessuno appresso a te. Invece, mo' nu frate, una sora, un nipote, solo non stai una volta, ascimmo sempre a tre. E m'hai promesso, domani chi lo sa, esco soltanto con mamma. Io, mamma detto, sempre appresso così pazzo, che sta venendo pure viaggio nozzo. Io, mamma detto, io a mocina mo a ballare, si cerca a me a squagliare, come un carabiniere che la vena ci acchiappa. Ma innamorata, sono rassegnata,
non reagisco più. Io m'ha detto, io m'ha detto. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta aizzà, tenevo l'occhio e freva, pareva che schiattava, io quasi mi credevo d'uscire solo con te. Non file voce, però trovai mamma, dalla bambina vi faccio accompagnare. Io sono detto, io amo barrugliata amore, vuoi cuppette o vuoi spumone? Quello che costa più per ricordare sta giornata. Din da villa ci hanno fatta foto, vo pallone, vo babà, non si fide cammina, guarda essa e guarda il mare, sto pensando ai ciamana. Ma innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Io ma sono detto, io mamma detto, io frate detto, io nonna detto, iate venna, iate venna. La canzone umoristiche.